Oh, now, look, Teddy. Well, I'm sure we'll find one up here. Huh? Oh, no. Right, you just sit there.
sveglia. Accidenti, che freddo ieri sera. Non hanno funzionato i mattoni, Sammy? No, certo, ma i miei piedi ci hanno messo tutta la notte a scaldarsi. Finalmente c'ero quasi riuscito e invece è arrivata l'ora di alzarsi. Il mio lume invece ha funzionato proprio bene. Avanti ragazzi, sveglia! Saltate giù dal letto! Ah! Alzatevi subito e sbrigatevi a fare le faccende, altrimenti vi faccio vedere io! Se non vi date da fare, non vi faccio fare colazione! E voi ragazzi, andate subito a mungere la vacca, e se sprecate solo una goccia di latte vi riempio di frustate. E tu non dormire! Dagli un po' di pieno, Dick. Ok. Niente da fare, Dick, qui non esce niente. Come sarebbe? Sarebbe che sta facendo esattamente quello che ha fatto ieri. Ah, è così. Allora avanti, facciamo anche noi quello che abbiamo fatto ieri. Andiamo, Sammy. Vieni qui, Pete. Tu metti a posto il secchio, io intanto sistemo questa faccia. Va bene. Sei pronto, Dick? Ok, comincia pure. Funziona bene? Sì. E da questa funziona? Sì. Me lo fai fare un po' anche a me? No, vai a fare l'uovo tu, levati dai piedi. Va bene, ci vado. Devo fare l'uovo, hai detto? E io lo faccio. È pieno. Beh, direi che per oggi abbiamo lavorato abbastanza e come inizio non c'è niente ma. Già. Dick! Guarda! Vattene via, brutto cagnaccio! È vuoto. Bisogna riempirne un altro. Diamoci da fare. Al volante di una Ford
Buonasera, tu, buon pomeriggio a tutti. Sto bevendo acqua perché mi hanno offerto dei vini lì, una roba vergognosa. Lui è proprio così, no, è quarta in quarta. Posso presentarti? Perché dentro quell'obiettivo lì ti stanno vedendo anche in Piemonte, ok? Ed in Piemonte mi è caduta la l'emozione, vedo una lucetta rossa. In Piemonte, in Lombardia, spettacolo. Milano, ricordo che oggi è la giornata ecologica a Milano. Sì. Quindi è Pulisci Milano, tutti gay in piazza. Un attimo, è incredibile. Vai. È un barzellettino. Pulisci Milano, Milano Expo. Allora, benissimo, ok. Milano, Piemonte, poi sono 8. Caffè 24, sì. Pochi lo conoscono, ma sta prendendo piede veramente, è una roba vergognosissima. Pensa che arriviamo fino alle Marche. Fino alle Marche e il prossimo anno saremo anche in Abruzzo. Comunque cosa devo dire? Mi hanno ospitato. Ero un po' emozionato, lo sono ancora, dopo 2 Chardonnay e un Merlot non sono più emozionato. Ho visto una cosa, Mirko Ricci piangere, e non solo lui, perché ci teneva, adesso veramente sarà probabilmente zona ambulanza perché la pressione gli è andata alle stelle, una roba vergognosissima. Cosa devo fare? Raccontare barzellette? Devi dire una cosa bellissima, prima di raccontare una barzelletta, che tu sei bravissimo, ricorda la tua iniziativa. L'iniziativa, allora, le barzellette sono del mondo, è nata questa iniziativa così per caso, per gioco, mi sono trovato in questa tourbillon mediatica, la vivo benissimo, io sono così, tutti mi dicono ma sei così, sono così, non è che sono costruito, io faccio così, lavoro all'ospedale di Udine da 31 anni, non sono ancora guarito e quindi devo stare ancora 15, grazie alla Fornero, le voglio bene, bastarda. Vabbè, dopo tanto tagliate o in diretta? Sì, siamo in diretta. Sì. Pit! Succede. No, vabbè, però tanto lo sa. E comunque stiamo, vedi i miei fan, però voi lo siete di qua. Dopo mi arriva la denuncia, mi arriva a me, una roba vergognosissima. Questa iniziativa, le barzellette sono del mondo, io nelle mie barzellette un po' in friulano, italiano, veneto, ciabatin, che mi sono de Udine originario, è nata questa iniziativa con l'Erea, perché andavano a chiedere vorremmo i pantaloni che ha Galantini nella barzelletta del cavallo. Hanno incrementato le vendite, io ho detto voi avete incrementato le vendite, io voglio fare della beneficenza, lo facciamo? Sì. Luca Onlus, bambini oncologici sia da Magnano ma anche a Udine, una roba vergognosissima. È partita così in sordina, stiamo facendo successo, è partita da marzo questa iniziativa, l'RA, non è pubblicità, ma negozio di fronte a Media World, l'RA, no perché conoscono Media World, l'RA, questo negozio sportivo, a Torino c'è a Udine Media World, di là c'è l'RA, è nata questa iniziativa, con 10 euro avete questa maglietta, date tutti i soldi in beneficenza, non guadagna niente nessuno, anzi ho chiamato anche quelli di Parma, i responsabili da Parma dell'EREA per firmare perché non deve guadagnare nessuno. A tutt'oggi siamo a 1600 magliette vendute, signori, e stiamo parlando di cifre importanti, tutti per i bambini oncologici. Grazie a tutti voi, un po' grazie a me. Questo è un po' codici, migliori codici italiani, ma una barzelletta, una roba da 20 secondi, una roba da 20 secondi, perché i tempi televisivi sono classici, La signora è andata dal cardiologo, dottore, io ho un problema, vedi come ha un problema, devo fare la produzione per gli amici delle Marche, no? Beh, friulano, poi lo facciamo l'italiano. Allora, mi ha detto, allora signora, io ho un problema di culo, sono gli svalvoli che non funzionano i culi, allora mi raccomando io do le terapie però no fammi gli schiavi, perché la gente non fa schiavi, e va bene. E torna dopo 15 anni, allora signora bene, signor dottor Benin, mio però che scusi, poi devo tornare a fare gli schiavi. E sì signora, perché che le stufe di là su io per donna.
Che ti dicevo, ce l'abbiamo fatta. Sì, ma qualcosa mi dice che questa volta è esagerato. Come sarebbe? Abbiamo il lavoro, sì o no? Sì, questo è vero. Tutto sommato molto meglio la solita vita. L'hai detto. Non parlatemi più di circhi. Dai, tocca a te.